Stamani, sabato 9 novembre, il gruppo No-TAV di Portogruaro ha messo in atto una clamorosa forma di protesta contro l'amministrazione comunale, REA, secondo gli organizzatori, di non aver ancora coinvolto in processi partecipativi la popolazione cittadina sull'argomento dei treni ad alta velocità, alta capacità lungo la tratta Venezia-Trieste. Per ricordare inoltre al sindaco Antonio Bertoncello la sua disponibilità mai concretizzata ad incontrare il gruppo No-TAV, questi ultimi hanno stamani allestito un gazebo in Borgo San Giovanni, trasformandolo in un'inconsueta camera ardente. Appoggiata sopra un cavalletto è stata riposta una bara contenente tutte le richieste dei No-TAV che non sono state accolte dal comune di Portogruaro. Per rimarcare l'aspetto funerario della singolare protesta è stato esposto un tricolore listato a lutto, mentre a terra la fiamma di 4 lumini simboleggiava la flebile speranza che il gruppo No-TAV ha nei confronti del sindaco, dal quale si attendono una risposta alle loro istanze. La particolare coreografia, allestita nel più antico borgo della città, ha raggiunto il suo scopo, riuscendo ad attrarre gli affaccendati passanti del sabato mattina, alcuni dei quali si sono fermati per avere informazioni su questa veglia funebre. Per saperne di più abbiamo avvicinato Mauro Gobatto, uno dei più attivi componenti del gruppo No-TAV di Portogruaro. Celebrazione funebre di che cosa? Allora, noi a febbraio 2012 abbiamo fatto la prima richiesta al nostro comune perché si attivi per sperimentare processi di partecipazione e di condivisione con i cittadini sull'argomento TAV Venezia-Trieste. Parliamo del comune di Portogruaro? Comune di Portogruaro, sì, esatto. E da quella richiesta ne sono poi arrivate altre 6, ad oggi non ci ha ancora risposto, quindi abbiamo deciso di fare il funerale a tutte le nostre richieste. Ricordo che stiamo parlando di un progetto che devasterà l'ambiente, che porterà a centinaia di espropri, che non servirà a spostare le merci da gomma a rotaia, perché in tutte le linee TAV fino ad oggi realizzate in Italia non è mai transitato un treno merci. Inoltre queste linee vengono realizzate con soldi pubblici. In soli progetti TAV Venezia-Trieste sono già stati spesi oltre 14 milioni di euro, tutti i soldi pubblici che sono stati tolti dalle tasche dei cittadini. Credo che da domani il Comune debba assolutamente attivarsi per coinvolgere i cittadini e renderli partecipi di quelle che sono le scelte future del loro territorio. Tu hai detto una cifra molto consistente riguardo il progetto della TAV tra Venezia e Trieste, ma alla fine si è capito qual è il percorso? Esiste un progetto vero, che è quello del 2010, che è quello litoraneo, che è quello che fa danni da tutte le parti, che è costosissimo ed è inutile. A questo poi è seguita una proposta da parte del commissario Bortolo Mainardi di costruire e realizzare una linea TAV a fianco alla linea storica, ma pur sempre di TAV si tratta, che sarà sì meno impattante sotto l'aspetto ambientale, ma è comunque uno spreco di denaro pubblico, è comunque una linea che non servirà alle merci, è una linea che non risolverà i problemi dei pendolari, perché per raggiungere le alte velocità il treno appunto ha bisogno di lunghi tratti, quindi non fermerà a San Donà, non fermerà a Ceggia, non fermerà a Portogruaro e quindi i problemi dei pendolari rimarranno. E quindi siamo in questa situazione. Per quanto riguarda l'amministrazione comunale, voi avete parlato o tentato perlomeno di parlare, che ne so, con l'assessore alla mobilità Ivo Simonella, con il sindaco? Noi quando siamo nati come gruppo abbiamo fatto un incontro con tutti gli amministratori di Portogruaro, dove ci siamo presentati, abbiamo detto che eravamo un gruppo No-TAV e li abbiamo invitati alle nostre assemblee pubbliche
Dopodiché li abbiamo ulteriormente cercati attraverso le richieste che abbiamo fatto, non c'è mai giunta risposta, a volte hanno risposto su questioni vaghe pubblicamente attraverso i giornali, ma mai entrando nel merito dell'opera con dati, numeri e cifre. E la posizione dell'amministrazione comunale sulla TAV qual è in In sostanza? tutte le delibere loro hanno ribadito che è un'opera strategica, è importante e che serve. Poi perdono tempo a discutere rispetto al tracciato, se farla passare da una parte o dall'altra, ma loro sono favorevoli al progetto TAV. Questo è stato ribadito e sottolineato pubblicamente attraverso i TG dal sindaco, ma anche nelle delibere che si possono andare a leggere nel sito del comune. E riassumendo, la vostra richiesta all'amministrazione comunale di Portogruaro qual è? Che da subito si attivi per coinvolgere i cittadini in un dibattito che entri nel merito della questione, con dati e numeri. Se c'è bisogno si coinvolgono anche tecnici sopra le parti, noi siamo disposti a collaborare anche su questo, ad individuare anche dei tecnici veri e quindi questo è quello che deve fare l'amministrazione.